Una tragedia che ha dell'incredibile, quella accaduta ieri sera a Partanna Mondello, a Palermo. Un incidente forse nel quale hanno perso la vita una 25enne Giovanna Pecorella e la figlioletta di 1 anno e mezzo Rebecca Giordano. A trovarla in fin di vita nella loro casa di Partanna Mondello è stato il marito Alessandro Giordano, rientrato in serata. La moglie era vicina alla vasca piena d'acqua, probabilmente stava per fare il bagnetto alla piccola che è stata trovata accanto alla madre. L'uomo ha immediatamente avvertito un medico che era nel palazzo ed insieme hanno portato Giovanna Pecorella sul letto. I medici del 118, avvertiti poi da Giordano, l'hanno trovata distesa con indosso solo i jeans. Vani i tentativi di rianimarla mentre inizialmente il cuore di Rebecca aveva ripreso a battere. È stata portata all'ospedale dei bambini e morta poco dopo lì. Gli investigatori ipotizzano che la donna sia stata sfiorata da un filo elettrico che pendeva dallo scaldabagno sopra la vasca. Non è chiaro però cosa sia accaduto alla piccola che, secondo quanto riferito, è stata trovata accanto alla madre e non in acqua. Rebecca potrebbe essere stata colpita dalla scarica elettrica o essere caduta a terra dalle braccia della madre. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta coordinata dall'aggiunto Maurizio Scalia, che ha delegato la polizia scientifica di effettuare gli accertamenti sullo scaldabagno. L'appartamento, che si trova in via Dionisio nel quartiere di Partanna Mondello, è sotto sequestro.